Prima di cominciare il video, ragazzi, vediamo i trofei vinti con il Liverpool nelle prime 2 stagioni di FIFA 15. Abbiamo vinto 2 Premier League, una Capital One e una Community Shield. In 2 anni abbiamo riportato il Liverpool ai fasti di un tempo. E io godo, io godo, io godo. E adesso, ragazzi, nuova avventura in una nuova squadra, ragazzi. Guardiamola insieme e speriamo di fare altrettanti successi e riportare questa squadra nel GOAT e magari vincere un trofeo europeo. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, ragazzi, siamo entrati su FIFA, vedete che siamo entrati nella modalità carriera di FIFA e torniamo con la modalità carriera, ragazzi, terzo anno. Questa modalità però sarà penso solo offline, adesso vediamo, ma penso sarà più offline, aspetterò anche i vostri commenti dopo questo video introduttivo con l'andata di Supercoppa contro Real Madrid. Allora ragazzi, veniamo da 2 stagioni meravigliose a Liverpool, 2 Premier League, una Capital One e una Community Shield. Adesso siamo all'Atletico che ha un budget incredibile. È veramente, come si dice, però voglio tenere abbastanza di questi soldi, sto puntando tutto su Yaya Touré che costa un casino, però al centro Yaya Touré mi serve troppo. E cosa voglio fare? Allora ho la squadra con Mandzukic, unica punta, Griezmann a sinistra, Timo Werner, ragazzi, io voglio rischiarla che sarebbe nel gioco un esterno sinistro, cioè Werner è tutto, il nostro pupillo, quindi sarà veramente la carriera incentrata su Timo Werner, ha solo 71, gioca, lo mettiamo seconda punta, diciamo, sarà la mia seconda punta anche se qua è trequartista, e la rischiamo, voglio fare la stagione by Werner. Thuram a destra, Thiago e Gabi, ma spero di mettere Gabi e Yaya Touré che dovrebbe arrivare, Siqueira, Godin, Laporte comprato dall'Atletico Bilbao e Juan Fran. In panca abbiamo Miranda, che sulla carta è migliore anche di Laporte, però voglio fare una squadra comunque giovane. Intanto proviamo Herrick, Suarez come riserva, Koke esterno sinistro, Gamez terzino destro, Ansali TS, e in panchina ha comprato anche Goretzka, ragazzi, altro giovanissimo, e Fernando Torres. Però ragazzi ho venduto un po' di giocatori che a me non piacciono e niente, andiamo, livello campione come sempre, andata al Santiago Bernabéu, vediamo di portare a casa già un trofeo. Il nostro obiettivo è chiaramente la Champions, che ci è sfuggita 2 anni proprio contro Real Madrid nel primo anno. Vai fioi. Eccoci qua ragazzi, siamo al Santiago Bernabéu e si parte. Madonna, da un po' che non gioca a FIFA, speriamo bene. Griezmann, Gabi, vede subito Werner, Timo, il piccolo Timo, non ci credo, subito palo di Werner, poteva essere subito gol dopo 1 minuto, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Adesso questa la facciamo tutta chiaramente perché la prima parte introduttiva voglio capire se volete live anche di FIFA o se invece facciamo solo PES online e FIFA offline. Attenzione, no, stavo correndo, non ci credo, stavo correndo col tasto di PES. Timo Werner, cosa aveva fatto Timo? Mandzukic, il Manzu se ne va, l'Atletico vuole tutto, che ha perso la finale di Champions League con Real Madrid. Ancora se parliamo della carriera koemandiana, 3 anni fa l'ha persa. Dai fioi, dai. Occhio ragazzi. Merda. Ok. Mario Mandzukic ancora Werner per Mandzukic, ma il palo di Werner è stato scandaloso ragazzi. No, merda, ancora Werner. Mamma come si è calato Werner nella parte, sarà il nostro pupillo, fioi Timo. Anche se diciamo non è ancora forte, lo dobbiamo tirare su noi, fioi. Attenzione Gabi, vede Mandzukic che è atletico, Gabi! Mamma mia Gabi! Traversa dell'Atletico, incredibile! Incredibile, un palo, una traversa dopo 21 minuti, Real fortunatissimo. Timo Werner, parata del portiere, ma che sfiga ragazzi. Una sfiga colossale, Beppe, colossale. Attenzione su qua, mamma mia. Fuori gioco di Karima ragazzi, un Atletico sontuoso per il momento. Gabi, vai Timo, vede Thiago, ancora l'Atletico! E
Thiago la mette, incredibile, solo Atletico in questi 26 minuti, impietrito il Santiago Bernabéu. Signori che Atletico, signori che Atletico, un Atletico sontuoso, Atletico sontuoso. Mandzukic, il Real non esiste ragazzi, il Real non esiste. Vai, Werner che si sarà duro in campionato, Werner, Timo. Ancora, ragazzi, ma che Atletico esaltante, fallo. Pallaccio, ma che Atletico ragazzi. Un Atletico Madrid spaventosamente incredibile. Mandzukic, Mandzukic, si gira Manzu, Casillas. Mandzukic, il Manzu. Palla liberata direttamente in out. Merda, 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 merda. Dai Fioi, dai. Il nuovo allenatore dell'Atletico, ragazzi, dopo la grandissima esperienza al Liverpool, siamo arrivati in terra spagnola per vincere ancora, Fioi. Attenzione Bale. Gareth Bale, ma ci ha rimessa nostra. Attenzione, Modric si è rotto. Modric si è rotto. E god. Arda Turan, Isco, Cristiano Ronaldo. Cristiano. Non si è ancora visto Cristiano nel primo momento, ma attenzione Benzema, il Benzel, c'è il primo tiro, bravissimi. Thiago, autore del gol che decide la parità in questo momento. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, attenzione il Karim Ronaldo. Boom, incredibile. Al primo tiro pareggia il Madrid. Cristiano Ronaldo. Io sto a chi? Imita il veneziano che gioca nel Dortmund. Timo. Attenzione, fallaccio su Werner. Porca miseria, brutto infortunio forse. Speriamo di no. Griezmann si invola. Griezmann. Fine primo tempo, speriamo bene per Timo, cazzo. 1-1, peccato, un palo, una traversa reale al primo tiro, Ronaldo ha punito, cioè d'altronde Cristiano, l'è Cristiano, c'è poco da fare. Attenzione, ma grande intervento dell'Atletico. Werner. Timo Werner per Mandzukic. Che palo dopo un minuto, poteva essere un debutto scandalosamente scandaloso in questo derby. Derby infuocato. Ancora stiamo un po' soffrendo adesso. Toni Kroos. Calcio d'angolo per il Madrid. Calcio d'angolo per il Real de Madrid. Rimessa, bravissimo. Attenzione, il portiere viene un po' ucciso qua. Attenzione Antoine. Sbaglierà, che comunque non sta giocando bene il Madrid, Infatti il Bernabéu è un po' così. Se da quello che ho capito non mi sembra che siamo in Europa, cazzo. Non mi sembra di no, purtroppo. Quindi il primo anno dobbiamo concentrarci solo su Liga e Coppa del Re. Attenzione il Benze, mamma mia, fuori di poco, raga. Ci è andata bene, Fioi, ci è andata proprio bene. Timo. Chiaramente Timo è ancora giovanissimo, però ha dimostrato di avere delle buone cose. Thiago. Gabi. Ha provato una cosa un po' impossibile. Mamma mia. Vai Manzo.
scelta giusta, al momento giusto, Pier. Porca trota. Calcio di punizione per l'Atletico Madrid. È chiaro ragazzi che ho dovuto ricominciare la stagione, nel senso siamo di nuovo alla prima stagione, secondo la terminologia FIFA, perché se no rimanevo a Liverpool perché nessuno mi voleva, che era scandalosamente nessuna offerta, non avevo. Però noi la nostra linea temporale cumendiana è che siamo al terzo anno dopo i 2 anni di Liverpool. Attenzione, vale, mamma mia. Arriva la segnalazione che ferma il Ci è andata bene Beppe. Azione spettacolare. Sicheira. Per Mandzukic. Marione Mandzukic, un missile fuori. Facciamo qualche cambio, dai, facciamo qualche cambio. Mandzukic. Entra Torres, proviamo Goretzka. Voglio andare di giovani fiori. Ok. E Koke per Werner. Pier. Anche se sono esterni li mettiamo come trequartisti. Marcel. Voglio prendere Touré e poi accumulare soldini Isco. per il prossimo anno. Attenzione, sbaglia tutto Isco. Koke! Subito Koke, fuori di niente. Mamma mia. Un po' di licenze poetiche comendiane ragazzi, ma in questa terza stagione volevo poi rivoluzionare tutto, fi. Voglio rivoluzionare tutto, questo è l'obiettivo, fi. Ma riprenderò un trequartista giovane, adesso vediamo che prendo un trequartista, anzi me lo consigliate voi, un trequartista giovane, così da avere comunque anche un giocatore insomma naturale, Cristiano Ronaldo, la posizione defilata. Buon cross. anche se li voglio trasformare io in trequartisti questi, anche se in realtà Werner è la seconda punta e Koke è un po' un jolly, dai, mettiamola così. Appiglia bene il pallone. Carvajal. Però se considerate un centrocampista giovane, un trequartista anzi, che può fare la differenza, io ne conosco un po', però Isco. voglio sapere anche il vostro parere. Rodriguez. James Rodriguez, Cristiano Ronaldo. Fisico per il possesso di palla. Torres il Nigno. Torres, Icherone c'è, ma stiamo giocando realmente un gran calcio, eh. Antoine, Griezmann. Mamma mia, Iker esce bene. Ikerotto è uscito bene. Siamo venuti fin qua. Marcel. Marcelo, dai, pensaci un po' tu. Griezmann. Guadagna metri il giocatore dell'Atletico. Antoine. Bellissimo numero di Torres. Koke no! Koke, cosa sei mangiato Paolino Koke? Non ci credo Paolino Koke. Ma non ci credo Koke, ma cosa mi combini Koke? Sarà durissima comunque la Liga contro Reale Barça, attenzione al Nigno. Finisce qua 1-1, ma grandissimo Atletico, abbiamo stradominato di vincere, è andata male. Vabbè raga, aspetto commenti se volete partite live anche di FIFA e se soprattutto il trequartista centrale giovane che ho bisogno. E niente fioi, un saluto dal comandante veneziano, siamo tornati anche su FIFA, ciao!